Eder, Mac, Pallister. La chiave di tutto è nella telefonata del giorno prima della scomparsa di Liliana. Lei dopo quella telefonata era sconvolta, tremava. A me non mi ha mai detto che la sera prima stava male. Andavamo a cercarla subito, forse potremmo salvarla. Lei ha camminato per la casa per 54 metri e 48 centimetri. Questo dimostra che lei era nervosa, arrabbiata per qualcosa. Io sono sicuro che il marito c'entri qualcosa, non era preoccupato. Ma cosa sanno loro? Cosa sanno loro? Non voglio mica lì a piangere, povere. Ma stiamo scherzando? Sai quanto ho pianto io? Mi diceva solo di pazientare, aspettiamo. Lui ha fatto la stessa cosa, lui non è andato in giro a cercare Liliana, lui è rimasto lì ad aspettare e aspettavo anch'io. L'unica cosa che lui mi ha detto, guarda, io senza la Lili non riesco a vivere, ho 560 euro al mese di pensione. Ma io non mi ricordo di averlo detto, sono suoi pensieri, sulle sue cose. Parassita. Io non ero un parassita. Lui non lavorava e lei lavorava. Dovrebbe guardare lui, se stesso. E Liliana era diventata un bancomat per Sergio. Io penso che lui abbia litigato e lei avrà preso uno schiaffone, un pugno. Non abbiamo mai litigato, 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 non abbiamo mai litigato. Lui sapeva già della relazione tra Lilli e Claudio. Se io avessi saputo sarebbe stato per me un grandissimo dolore e comunque l'avrei lasciata andare. La controllava. Ma figurati, dai, assolutamente. Che dica la verità, lui sa di sicuro. A Sergio non voglio dire niente, per me è morto. Non si è suicidato, è una bestialità enorme. Il suicidio è la prima cosa che deve essere sfatato. È chiaro che dipendiamo dalle analisi, io spero che venga fuori la verità. Qui si parla di occultamento di cadavere e di una messa in scena per far vedere che lei è morta là. Uno dei faldoni comprende anche che lei si sarà fatta quei segni sul viso, sbattendo contro tutti gli alberi del bosco. Solo pensare di aver potuto dirlo a me mi manda in bestia. Quei segni in viso sono colpi inferti. Qualcuno dice che era troppo conciata per essere vista dai parenti in cassa. Non hanno potuto vederla, la cugina, il marito e il fratello. E dimmi perché? Perché era conciata. Aveva troppi segni visti i quali qualcuno poteva dire ma come uno si suicida è pieno di colpi, uno qua, ne aveva diversi. Penso che il suo corpo sia stato portato da qualche parte e deve venire fuori dove? Deve venire fuori fino al giorno 3 o 4, altro che suicidarsi quel giorno. Penso che hanno fatto baruffa e lui se n'è andato a fare il suo giro. Non è escluso che sia tornato a casa proprio quando stavamo parlando per telefono, io lo dico. La baruffa potrebbe essere seguita proprio alle 8:24 perché alle 8:24 la cella lo fa trovare lì a casa. Dopodiché lui è passato anche per via Giulia, combinazione dove doveva andare lei, perché la via Battisti, la Wind, è 100 metri dopo le via Giulia. Io devo dire un'altra cosa rispetto a Sebastiano. Lui è stato portato là quando l'hanno trovata da un amico e lui dall'auto, seduto ancora in macchina, dice: ho fatto fotografie di assassini, di incidenti, di quella, ho visto di tutto e di più, ma una cosa così non l'ho mai vista. Cosa non ha mai visto? Lili in quelle condizioni? Chiedo. E questo confermerebbe che lui l'aveva già vista prima. Io dico di sì. No, è una brutta cosa, molto brutta. Hanno vinto loro, dai. Hanno vinto loro. No, hanno vinto loro. Voleva l'amante, si voleva divorziare, quello. Sono parole di Claudio, non sono parole di Liliana, assolutamente non sono parole. È una cazzata, figurati. Sebastiano, vattene, prendevo, vado via, non ho mica problemi. Hanno vinto loro, dai. Tutta la banda, il fratello, quello, hanno vinto loro. Hanno indottrinato cosa? Perché gli ha detto devi dire così. Cioè, per quello ti dico, effettivamente non ho capito. Chiedo scusa a Claudio. Vuol dire che Liliana era interessata a Claudio. Vuol dire che Liliana era interessata a Claudio. E quindi vuoi buttare via tutti i ricordi che hai di Liliana per questo? Le butterò via, butterò tutto in spazzatura. Cosa ha buttato lei? Ha buttato Sebastiano nella spazzatura. La verità? No, hanno vinto loro, dai.
Hanno vinto loro. No, hanno vinto loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.